Oltre 500 atleti master di nuoto del Triveneto hanno dato vita ad una lodevole iniziativa benefica a favore della Città della Speranza, che si è concretizzata in questi giorni con una visita al centro oncologico padovano. Un impegno dei nuotatori master volontari del gruppo della Padova Nuoto e dei nuotatori padovani, con il quale hanno voluto contribuire attraverso un segno tangibile a favore della Città della Speranza. Nuotatori che si sono divertiti a gareggiare per raggiungere un traguardo di solidarietà che si è concretizzato grazie alla disponibilità delle stesse società che hanno concesso l'utilizzo gratuito degli impianti, devolvendo così l'intero ammontare dell'iscrizione degli atleti master partecipanti all'evento che si era svolto lo scorso giugno agli impianti della Padova Nuoto. E così, con una semplice ma toccante cerimonia all'interno della Torre della Città della Speranza, è stato donato l'importo dell'autotassazione, raggiungendo la ragguardevole somma di 5.000 euro. Evento immortalato con una foto ricordo alla presenza di Marco Pierotti, direttore scientifico della Città della Speranza, assieme alla past president Stefania Fochesato. Lo sport è sempre stato vicino alla Fondazione Città della Speranza, da cominciare dai bambini, dalle giovani squadre, dai master in questo caso. Quindi vedere che proprio nel tempo si sposa proprio l'impegno verso la ricerca, nel momento in cui anche ci si diverte, direi che è un grosso valore aggiunto al mondo dello sport. Su questo Padova direi che eccelle per quanto riguarda questa vicinanza, questa solidarietà, e oggi abbiamo l'ennesima conferma di 480 nuotatori master, quindi persone adulte che, divertendosi anche con la giusta competizione, ha pensato anche di sostenere la ricerca, soldi da investire per curare tanti bambini sicuramente colpiti da malattie oncoematologiche, e quindi per sostenere questo centro ricerche e far lavorare anche i ricercatori. Assieme ai vertici della Città della Speranza, alla Torre sono intervenuti per la Padova Nuoto l'amministratore Gianfranco Bardelle con la figlia Daniela, accompagnati dagli atleti della squadra master Davide Bennato, Monica Vaccari, con Filippo Nicoletti, Filippo Zulian, Luciano Camelli. Per la nuotatori padovani c'era Roberto Boef. Per la Federazione Nuoto sono intervenuti Guido Taglia assieme ai giornalisti Cristina Chinello e Alessandra Loro, affiancati da Erminia della Frattina della Città della Speranza, immortalati da una foto ricordo degli ospiti presenti, che poi hanno anche avuto modo di visitare alcuni laboratori di ricerca dove si alternano i giovani ricercatori italiani, a confermare che tanti giovani leve hanno saputo trovare spazio nel nostro paese, nel vasto pianeta della ricerca. Forse siamo troppo abituati a leggere nei giornali le notizie eclatanti, e questa è una di quelle che purtroppo mortifica. Il fatto che tanti giovani si formano un investimento in termini economici pari a 500.000 euro da quando inizia la scuola primaria fino al dottorato. Pensare che poi, fatto questo percorso, i migliori vanno all'estero, direi che questo è mortificante per il nostro paese. La Torre della Ricerca è una grande opportunità sia per rimanere in Italia, magari dopo un'esperienza all'estero, sia per tornare. Quindi finché diamo sostegno alla ricerca, curiamo tanti bambini, sappiamo che stiamo riportando anche proprio i ricercatori qui in Italia, oppure stiamo trattenendo. Direi che è veramente un passaggio importante, fondamentale anche per il nostro futuro.